Allora, vorrei salutare tutti gli amici di Villanova d'Asti, Cultura e Turismo e Sergio Donna che è qui con noi, nostro ospite, e questa è un'occasione particolare perché, ecco, uniamo la poesia alla cultura locale. Tra l'altro, domani a Villanova, come insomma spiegavo a Sergio poco fa fuori dalla diretta, festeggiamo Santa Caterina, una tradizione, una fiera che si terrà domani durante tutta la giornata con tantissimi banchi lungo le vie principali e che appartiene fortemente alla nostra tradizione, per cui tutti sono già in fermento, la Proloco si sta dando da fare, con l'occasione per salutare Marianna Butera e tutti gli amici che sono in piazza e che proprio in piazza Supponito si stanno dando da fare per allestire i loro stand. Perché ho richiamato Sergio Donna qui? Proprio perché Sergio Donna è un poeta in lingua piemontese, è stato con noi a settembre, quel bellissimo intervento fatto con Pauline Sirot, e siamo felici di poterlo riascoltare. Forse farlo anche con più attenzione ancora, proprio perché il mezzo telematico ha anche questo vantaggio, no? Di permettere di essere più ascoltati meglio e anche ricordare con più attenzione quello che si dice. Poi l'inverno in qualche modo favorisce anche forse questo tipo di comunicazione. Allora, prima di tutto, Sergio, grazie di essere qui con noi. Sergio Donna è poeta, scrittore, editore, presidente di una bellissima associazione che è Monginevro Cultura, soprattutto è un intellettuale attivo sul territorio per la poesia e in particolare per la cultura e la lingua e la poesia piemontese, che è un dato, è un particolare rarissimo, al quale io tengo peraltro in maniera veramente forte, proprio perché appartiene alla mia cultura personale, familiare, ma alla mia cultura in genere. Poi entreremo nel merito, Sergio, ma si tratta, tutti i linguaggi e tutti i dialetti italiani sono degni di attenzione, rappresentano una grande ricchezza e non dobbiamo assolutamente dimenticare anche il nostro, quello delle nostre terre, indipendentemente dalle nostre origini. Anche le mie sono ecco, non sono solo piemontesi, ma indipendentemente dalle nostre origini, riscoprire la cultura e la lingua locale è una ricchezza che può accompagnare i nostri giorni. Allora ti lascio la parola e ti ringrazio veramente di essere qui con noi, Sergio da Torino, Sergio Dona, per ecco, accompagnarci in quest'oretta tra Villanova e Torino di cultura e di poesia. Bene, innanzitutto sono io che devo ringraziare Max Ponte e gli amici di Villanova per avermi dato ancora una possibilità di poter dialogare con loro e di dialogare con te, Max. È sempre un piacere perché ti reputo una persona che insomma con la cultura veramente si impegna moltissimo e cerca di diffonderla, soprattutto con un'attenzione al nostro territorio. Sì, dicevi bene, tutte le lingue regionali, tutti i dialetti sono da salvaguardare perché nel loro insieme costituiscono un mosaico che rappresenta il patrimonio linguistico di una nazione. Ecco, qua bisogna stare attenti ad usare il termine dialetto, perché di per sé il termine dialetto è un termine bellissimo, sia quando lo si usa come sostantivo, sia quando lo si usa come aggettivo. Esistono i poeti dialettali, noi abbiamo Nino Costa, ma penso a Trilussa, penso a Carlo Porta e a tanti altri. Si usa appunto questo termine per identificare delle grandi figure, no, poetiche che hanno deciso di scrivere o prevalentemente o comunque congiuntamente in lingua nazionale, chiamiamola così, oppure nella loro lingua regionale.
Dicevo, è il termine di per sé nobilissimo, però bisogna stare attenti a non usarlo in senso negativo, cioè quando io dico considero il dialetto come una parlata subordinata, soggiogata da una parlata che si considera che viene impropriamente giustificata, considerata dominante. Ecco, allora in tal caso può assumere un connotato che non è quello che è giusto. Il termine dialetto, il termine lingua spesso può sollevare anche proprio come dire, delle interpretazioni improprie. Il piemontese è una lingua a tutti gli effetti, più ancora che un dialetto, oppure consideriamo nel senso di parlata regionale. E che sia una lingua, intanto lo dimostra la sua storia. Il piemontese è una lingua romanza, neolatina, così come lo è anche l'italiano, certo, come lo è il francese, come lo spagnolo, come lo è il portoghese. Sono tutte lingue neolatine che hanno come madre appunto la parlata dei latini, però sono lingue sorelle, diciamo che l'albero genealogico che le ha generate è lo stesso, però ogni ramo ha preso una direzione diversa. Diciamo che il piemontese per certi versi si diparte da quel ramo laterale che comprende ad esempio l'occitano e il franco-provenzale. Possiamo dire che il piemontese sta all'occitano così come, non so, l'olandese sta al tedesco, piuttosto che il portoghese sta allo spagnolo. Ecco, quindi direi che queste precisazioni sono abbastanza importanti. Che il piemontese poi sia una lingua è anche codificato a livello europeo, perché il Consiglio d'Europa ha considerato il piemontese come una lingua regionale e quindi a tutti gli effetti così dobbiamo considerarla, come peraltro la considerano i cosiddetti linguisti o glottologi. Non solo, ma anche l'UNESCO ha ritenuto il piemontese, inserendolo nell'Atlante delle lingue regionali minoritarie da difendere perché in via di estinzione, e quindi, o perlomeno in sostenuto notevole pericolo di estinguersi. Non è ancora in una fase di questo tipo se consideriamo che ci sono ancora 1.500.000 di piemontesi che lo parlano correntemente, c'è 1,5 milioni di piemontesi che comunque lo intendono, lo capiscono, senza considerare quei 500.000 francofoni piemontesofoni che vivono in Argentina, soprattutto nella provincia di Cordoba, ma ce ne sono tantissimi nuclei che parlano piemontese anche in Australia, nel Canada, nella stessa Francia. Quindi c'è un numero notevole ancora di persone che lo parlano. Un altro elemento, se ancora ce ne fosse bisogno, che conferma che il piemontese è una lingua, alla sua genesi, della genesi abbiamo già parlato, comunque le prime documentazioni letterarie del piemontese risalgono, pensa, al 1100, al XII secolo, i famosi sermoni piemontesi che altro non erano che delle prediche, insomma dei sermoni scritte in un piemontese arcaico, come arcaico era il francese in quell'epoca e lo stesso italiano. Quindi per certi versi abbiamo delle testimonianze che precedono addirittura la Divina Commedia, ecco, quindi a testimonianza della storia di questa lingua. Poi c'è una grammatica, c'è una grafia codificata da tempo, dagli anni 20, dagli ultimi anni 20, sono state stabilite appunto, cioè codificate le norme con cui rappresentare la grafia
del piemontese, delle varie lettere e delle varie vocali e consonanti del piemontese. C'è una letteratura che ha toccato tra l'altro il suo apice di splendore, di bellezza sulla fine del Settecento, è cresciuta moltissimo nell'Ottocento, nel Novecento abbiamo avuto delle magnifiche voci della letteratura, di letteratura in lingua piemontese, e poi c'è un lessico, c'è un vocabolario, c'è come dire, una koiné che comunque codifica e unisce un riferimento, una specie di esperanto di riferimento per tutti coloro che si esprimono in piemontese. È vero che la parlata piemontese differisce da un comune, spesso da un comune all'altro, da una provincia all'altro, ma questo non significa che un vercellese quando parla il suo piemontese non si capisca con un piemontese di Cuneo, di Villanova, oppure un astigiano, oppure, non lo so, un abitante di Pinerolo, proprio perché ci si intende. C'è comunque un lessico che unisce le varie parlate, che è comunque la parlata di Torino e provincia, che è considerata quella di riferimento, ma i vocabolari di piemontese si aggiornano e vengono ad includere anche le voci alternative o le varianti che vengono utilizzate per i vari vocaboli in altri contesti. D'altronde è così anche per l'italiano. Se noi sentiamo parlare, dialogare un usa con un triestino, si capiscono benissimo, anche se ognuno di loro parla il proprio italiano, usando delle locuzioni verbali, dei modi di dire, che magari l'interlocutore interpreta con un sorriso, perché sono per lui desuete, mentre sono normali per l'altro interlocutore. Quindi la bellezza di una lingua è proprio questa, anche la sua varietà, sempre che esista comunque un vocabolario, una grammatica di riferimento che possa risolvere i casi più difficili, più astrusi, insomma. Quindi secondo me il piemontese è un bel modo di esprimersi. Certo, io ti ringrazio per questa introduzione che ha subito fugato anche, se vogliamo, dei dubbi, no? Rispetto a chi semplicemente ha la tendenza a derubricare il nostro piemontese ad un dialetto così, un sottolinguaggio. In realtà, come abbiamo potuto appurare grazie a quello che ha detto Sergio, esiste una grammatica che tra l'altro ogni tanto noi ricordiamo, esistono delle pubblicazioni, io sono abbonato a Piemontese Anchei, cerco di leggerlo e faccio anche lo sforzo di leggerlo, perché ovviamente il piemontese da leggere è più anche difficile, se vogliamo, del piemontese da ascoltare, ma dopo un po' voi potrete entrare in questa dinamica e anche godere di una lettura diversa. E quindi ti ringrazio per questa introduzione. È importante valorizzare ovviamente sia la parte dell'oralità che la parte ovviamente della scrittura. Quindi Sergio, tu sei attivo nella promozione della cultura piemontese, ma sei soprattutto anche un poeta e, se mi posso permettere, un bravissimo poeta in lingua piemontese. Cosa abbastanza rara anche secondo me, perché anche qui le lingue regionali, io amo definirle così in automatico lingue, si prestano molto di più a volte a contesti goliardici o teatrali di un certo tipo, piuttosto che a registri più elevati e ad una lingua più raffinata e raccolta. E tu fai questo tipo di lavoro che secondo me restituisce anche la dignità che merita la nostra lingua. Quindi noi ti abbiamo ascoltato a Villanova durante la lettura
di alcune tue poesie, e vorrei che mi parlassi un po', visto che questo in realtà è un programma tutto dedicato alla poesia, che poi oggi viene ospitato sul gruppo Villanova d'Asti Cultura e Turismo, ma è soprattutto un programma letterario. Vorrei che tu mi descrivessi il tuo percorso, cioè il tuo percorso sia in lingua italiana che in lingua piemontese, ma così quando hai iniziato a scrivere poesia e soprattutto quando hai iniziato a scrivere anche in piemontese. Ma guarda, le primissime poesie in genere vengono scritte quando si è adolescenti, non è stato il mio caso. E io ho cominciato a scrivere le mie prime poesie sui 30 anni, sporadicamente, perché quella era l'età in cui ero coinvolto, ero travolto anche dall'attività professionale. Io ho una laurea in economia e commercio, quindi ai miei tempi come dire, ho partecipato a un paio, a 2 o 3 concorsi, perché allora si entrava per concorso negli istituti bancari che venivano chiamati di diritto pubblico, e in effetti ho vinto il concorso. Uno di questi che ho vinto era quello dell'Istituto Bancario San Paolo di Torino. Pensa, allora si poteva anche scegliere, no? Il lusso di scegliere in quale banca, in quale azienda poter essere assunti. E quindi lì ci ho lavorato per una dozzina d'anni, era l'ufficio studi, assolutamente una materia arida e ti garantisco poco poetica, però ogni tanto qualche componimento mi capitava di scriverlo sia in italiano che in piemontese, per la verità, perché proprio sui 30 anni allora andava in auge una trasmissione televisiva che era condotta da Camillo Brero, Milo Bre, Nasei era con noi, ed era una trasmissione veramente altamente magnetica, che coinvolgeva l'attenzione non soltanto dei piemontesi, ma di tutti coloro che vivevano nella città, ti parlo degli anni 80, dove c'era anche una grande componente ancora di lavoratori immigrati anche da pochi anni, e quindi dove il piemontese veniva ancora parlato nelle aziende, soprattutto quelle piccole, e quindi sentivano proprio la necessità di avvicinarsi all'approfondimento della lingua, e questa trasmissione era proprio un veicolo molto utile dal punto di vista didattico, anche per la capacità espositiva, lo stile, il garbo di questo conduttore, che era Camillo Brero, una delle voci più importanti della letteratura piemontese del Novecento. Quindi io lì mi sono avvicinato proprio alla lingua piemontese attraverso le poesie di questa grande figura di poeta dialettale, sempre nel senso di cui avevamo parlato prima, e ai suoi racconti. Quindi lì ho cominciato a entrare nel vivo della scrittura. Poi la mia attività professionale ha subito una svolta, perché sono entrato nell'azienda di famiglia, che era un'azienda di abbigliamento. Un'azienda di abbigliamento che produceva abiti da lavoro, perché allora Torino pullulava di fabbriche, e quindi bisognava vestire gli operai con delle tute da lavoro, con i quadri intermedi, con i camici, eccetera, eccetera. Era un'attività che era stata fondata dai miei genitori, e nella quale nell'azienda era entrato mio fratello. Poi i miei, invecchiando, hanno abbandonato l'attività. A quell'epoca l'azienda stava vivendo anche una trasformazione da azienda commerciale di abiti da lavoro ad abbigliamento classico. Gli anni 80 erano gli anni in cui la moda insomma tirava moltissimo, per cui mio fratello si è trovato un pochettino solo e in difficoltà, mi ha chiesto: senti Sergio, ritorni in azienda. Io naturalmente da piccolino giravo col triciclo nel negozio, nel laboratorio dove venivano tagliati appunto questi abiti da lavoro, e così ho intrapreso, ho abbandonato la banca e ho gestito un'azienda di abbigliamento.
anche questo era un'attività molto assorbente, per cui praticamente poi quando ora sono in pensione già da diversi anni, e quindi mi si sono aperti degli spazi temporale molto più ampi, quindi ho potuto dedicarmi con maggior tempistica, diciamo così, a quelle che erano evidentemente le mie passioni, che peraltro erano, come dire, tenute in gestazione, perché avevo veramente poco spazio per poterle coltivare, e di lì sono poi partito, sono entrato nel vivo della scrittura, sia dei racconti, sia delle poesie, anche in italiano, non soltanto in piemontese, e niente, è diventata per me un'attività, come dire, di piacere, quasi una necessità inconscia, quella di scrivere ogni tanto. Infatti mi sono appassionato e ho cominciato a scrivere anche degli articoli insomma, sulla storia di Torino, sulle bellezze architettoniche. Sono diventato anche collaboratore del mensile Torino Storia recentemente, quindi vuol dire che effettivamente quella era una vocazione sopita per motivi di lavoro, ma che insomma, ha poi dato dei frutti tardivi. Purtroppo gli anni passano e cominciano, come dire, a essere tanti, però non mi sento assolutamente anziano, al di là dell'età anagrafica, e forse proprio la poesia e proprio la scrittura. Grazie. E forse proprio la poesia e la scrittura che aiuta a tenerti brioso, attivo e fattivo, pieno di idee, insomma. L'importante è divertirsi. Senza dubbio. Allora, accanto a questa tua grande passione per la scrittura, ovviamente c'è però tutto un mondo attorno, perché ci sono scrittori che sono anche degli operatori culturali, che è il lavoro che cerco di fare anch'io, ma e pochi altri, cioè che attorno comunque hanno una rete di attività, di iniziative, eccetera. Tu sei animatore, presidente di un'associazione che è Monginevro Cultura, di una casa editrice, pubblichi libri, mi hai parlato di un almanacco di cui non rivelo e rilevo anche automaticamente il contenuto, ma almeno ci parlerai dell'almanacco di quest'anno, ci potrai dire qualcosa su quello di quest'anno, e quindi vorrei che mi descrivessi un po' anche la tua attività culturale prima di ritornare sui tuoi versi che vogliamo ascoltare, perché io credo che questo mondo che sta attorno al poeta, allo scrittore, sia poi il terreno che crea anche, che produce anche la linfa di tutto il suo agire, e anche del mondo che lo contiene, ecco, perché io credo che scrivere soltanto per se stessi chiusi in una stanzetta non sia un granché, mentre avere attorno comunque una condivisione da parte dei propri simili sia il luogo della poesia. La poesia ha bisogno di cultura attorno, no? Di una rete di amici, di lettori e di un mondo culturale che tu hai saputo creare. Quindi vorrei che mi descrivessi anche un po' queste tue iniziative, a partire dall'associazione al premio al quale io anche ho avuto l'onore di partecipare, ma tutto questo mondo che tu sai bene così gestire. Bene, direi qualche parola sull'attività di Monginevro Cultura, un'associazione culturale che si chiama Monginevro Cultura per un motivo storico, perché ha la sede in quella che soprattutto fino agli anni 50-60 era chiamata la Borgata Monginevro, cioè quel quartiere, quel piccolo quartiere che era un di cui di Borgo San Paolo, che rappresentava quasi un quadrilatero attorno agli stabilimenti della Lancia, la fabbrica simbolo di Borgo San Paolo. Monginevro Cultura si occupa di letteratura, di poesia, indice tre
premi letterari ogni anno. Il 5 di dicembre ci sarà la premiazione del concorso letterario Poesia Granata, che è giunto quest'anno alla 7ª edizione, che non è un concorso per i tifosi Granata, è un concorso per i poeti, per gli scrittori che hanno un cuore veramente sportivo e quindi che sanno cogliere il valore culturale anche di una squadra di calcio, in questo caso il Torino, che ha una storia ultracentenaria, improntata di successi e di disgrazie, che ha comunque segnato parallelamente la storia di una nazione, il nostro paese, e che ha anche dato soprattutto negli anni immediatamente successivi al secondo conflitto mondiale, lo sprint, no? Diciamo un entusiasmo ha contagiato proprio gli italiani in quel processo di ricostruzione e di rinascita. Gli altri 2 concorsi si tengono in primavera, ad uno hai partecipato anche tu ed è l'Ampi di poesia, e c'è un terzo premio letterario che si chiama Jucunde Docet, che invece è dedicato alla poesia per l'infanzia, che non è una poesia di serie B, ma è una poesia impegnativa e più difficile, perché scrivere per i bambini richiede, tu poi sei un insegnante, quindi sei in contatto anche con appunto i discenti di età infantile, insomma richiede una certa attenzione e anche una penna che non è da tutti. Tutti questi 3 premi letterari hanno, e qui torniamo al piemontese, una sezione in lingua piemontese, perché appunto Monginevro Cultura fa cultura del territorio ed è molto attenta a tutto ciò che rappresenta la cultura del territorio, lingua compresa. Quindi queste sono le attività letterarie di base. Poi organizza tutta una serie di appuntamenti culturali, in genere vengono tenuti nel piccolo teatro delle Officine Folk di Via Luserna, ma non è detto, diciamo che ci si sposta anche perché è un'associazione che crea molto nel punto di legare gli intenti e gli obiettivi con le altre associazioni del territorio. Questo secondo noi è una strategia importantissima e forse vitale per le associazioni, perché unire le nostre risorse, ogni associazione ha la sua identità, no? Il suo DNA, le sue propensioni, i suoi punti di forza, quindi unire i punti di forza non può che essere produttivo e proficuo per gli utenti, per chi per chi vive la cultura, insomma. Quindi appunto organizziamo delle presentazioni di libri, facciamo anche del teatro, abbiamo alcuni nostri associati hanno costituito una piccola compagnia teatrale che si chiama la Compagnia degli Instabili di Torino, quindi un nome un po' provocatorio, ma comunque si tratta di attori dilettanti, certo, ma con molta passione. Il 15 di dicembre, ad esempio, porteremo in quel di Monteu da Po, poco dopo Chivasso, una sacra rappresentazione che è tratta da un manoscritto del 1887, una sacra rappresentazione bilingue con dialoghi in italiano e in piemontese. Ovviamente noi l'abbiamo resa un po' attuale, perché insomma è un testo che era stato scritto 140 anni fa, quindi 80 anni prima del Concilio Vaticano II, e necessitava insomma di qualche modifica. Però rimane la bellezza, lo spirito, la leggerezza di queste sacre rappresentazioni piemontesi, dove c'è la figura tipica di Gelindo, no? Questo pastore un po' naif che è un po' balbetta, non sa quel che dice, però parla con il cuore quando si inginocchia di fronte al bambino Gesù. Quindi facciamo anche cultura,
non lo so adesso. C'è un gruppo, no, c'è un gruppo di appassionati, giornalisti, scrittori, ogni anno, quasi ogni anno pubblichiamo, ecco, quindi più che una casa editrice è un gruppo di scrittori che indipendenti, quindi che provvedono in self-publishing a pubblicare quello che producono, senza dover passare tramite un editore che magari condiziona le tempistiche di realizzazione, magari le impostazioni. I nostri volumi sono tutti dedicati alla storia del territorio, alle bellezze architettoniche. Tanto per fare un esempio, quest'anno abbiamo pubblicato un libro sui giardini di Torino. E in parallelo anche l'Almanacche di cui tu parlavi, che è anch'esso dedicato ai giardini di Torino. Quindi l'Almanacche ha una destinazione, parla di giardini, però è destinato ad essere affisso sulla parete del soggiorno o della cucina. Quindi ci sono i 365 santi, ci sono 365 proverbi, uno per ogni giorno, e nelle pagine finali, dulcis in fundo, ci sono degli articoli che sono una selezione di aneddoti, spigolature, racconti che sono inerenti al tema trattato del calendario dell'anno. Quindi quest'anno parlano di giardini, così come di giardini parla anche il libro che parallelamente esce in genere accanto al calendario. Questi articoli pubblicati sull'Almanacche sono bilingui, quindi c'è anche un valore didattico di questo Almanacche, perché appunto affiancate tra loro ci sono le due versioni del testo giornalistico, non so, ad esempio del Giardino del Parco Ruffini, c'è la versione in italiano e quella in lingua piemontese, quindi è anche uno strumento per approfondire e acquistare dimestichezza, no? Diciamo nella lingua, che è molto curata, perché facciamo attenzione, abbiamo chi insomma poi revisiona il nostro lavoro in modo da proporre un prodotto finito che è anche molto affidabile dal punto di vista letterario. Complimenti, tra l'altro ricordo di aver trovato le tue pubblicazioni, se non erro, anche alla libreria Belgravia, quindi sono diffuse in alcune librerie torinesi, e quindi invitiamo anche gli amici poi diffonderemo un link proprio direttamente a Monginevro Cultura, a procurarsi questi almanacche, che sono un bel regalo di fine anno o di inizio anno, dipende come la vogliamo interpretare. Quindi un'attività, come avete sentito, molto intensa sul territorio, ma adesso ritorniamo sulla poesia, proprio perché Sergio Donna è poeta ed è sempre un piacere poter ascoltare un poeta, qualsiasi sia la lingua, ma in questo caso un poeta in piemontese, proprio per tanti motivi, proprio perché ci riporta al nostro legame, ecco, territoriale, e per quanto riguarda me invece mi riporta al legame con i miei avi e con i miei nonni, che proprio abitavano in questa casa dalla quale ti parlo, e quindi parlavano correntemente piemontese tra di loro e con i miei genitori, un po' meno con i nipoti ovviamente, però ecco, la lingua piemontese faceva parte di questa casa ed era l'atmosfera appunto che avvolgeva tutto quanto, non solo echeggiava tra le pareti, diciamo così, esatto, echeggiava tra le pareti. Esatto, tant'è che informava secondo me addirittura gli oggetti, per cui io quando vedo certi oggetti riesco a pensarli soltanto in piemontese, e alcune situazioni, alcune cose, ecco, appartengono radicalmente a quel mondo lì, no? Un po' Heidegger diceva il linguaggio è la casa dell'essere, no? E quindi proprio per esprimere questa unità fra la cosa e il modo e il linguaggio, il codice con cui viene detta. Quindi io so che ci hai messo da
liriche. Ti ascoltiamo con interesse e anche con curiosità. Bene, sono riuscito ad attivare il microfono. In piemontese, no? Quindi, allora, senti, io pensavo, in realtà non è che mi sia preparato una selezione di alcune poesie da leggere questa sera, però direi di prendere la strada più breve, cioè di leggervi le ultimissime, perché sono sempre le ultime poesie, non quelle a cui l'autore è più affezionato, perché tutti i propri figli sono amati di un amore equivalente, però le ultime, insomma, sono quelle alle quali hai dedicato la tua attenzione, quindi pensavo di leggere proprio le ultime, e questo sperando che insomma siano di gradimento di chi ci ascolta adesso, e credo anche poi magari possa anche ascoltarci successivamente, no? Perché credo che questa trasmissione, questo incontro sia poi registrato, se non ho capito Assolutamente, male. La trasmissione rimane online e si potrà riascoltare. Bene. Scusate. Sì, non c'è problema. Intanto ringrazio tutti gli amici che si sono collegati e anche Delia Cortese da Londra, che ti ascolterà con piacere, la professoressa e studiosa anche di cultura e lingua piemontese, e quindi ti ascoltiamo con piacere. Va bene, senti, questa l'ho scritta all'inizio del mese di novembre ed è molto breve, è intitolata Amour Romantic. Un bicchier d'acqua e drinta, mac due fior, appel basté, basta che sia l'amour. Tutun, perché l'amour peut s'adurer, aventa nutrilu, ad co contantit ne. Ecco, vi leggerei questa poesia che ho scritto per la festa di San Martino. Il mese di novembre è caratterizzato da due grandi festività, una ricordata è quella di Santa Caterina che festeggeremo domani, e poi a Villanova ci sarà appunto un mercato e quindi una fiera, un'occasione appunto per festeggiarla veramente in grande. L'altro santo del mese è San Martino, che si celebra l'11 di novembre e che è una data chiave per il mondo rurale, per il mondo contadino, perché è qui che inizia, e questo è il vero capodanno dell'annata agraria. E la traduzione in piemontese, e questo vuole essere un po' la dimostrazione della completezza di questa lingua, con la quale oltre a fare, chiaramente a scrivere delle cose spiritose, come poteva essere leggere, come poteva essere la prima poesia che io vi ho letto, si può praticamente toccare qualunque registro, anche quello più elevato, quello massimo, quello di Giosuè Carducci. Io vi traduco in piemontese San Martino. La nebbia le culine han più usinand a va, mentre il mistral aiuca e ha fatto il bianc al mar. Per le contrade al burg abbeiu in musten tletine e l'aspro odor del vin i cœur a far giui. Si suc an visc, cabrusu, sciupata già la brocia è lo spiedo, a subi al casadur ans lus mentre cavaita, tranivu le barusse, iesturno cavolu an sturm, come penserameng, camigru a seira, garc. Bellissima traduzione poetica. Ricordo due cose. La prima è che io abito in via San Martino, quindi una via che già ti dice tutto, e la seconda è che è bellissimo anche poter apprezzare i classici attraverso una lettura in piemontese. Ricordo che esiste in piemontese ad esempio Il Piccolo Principe, che è andato benissimo
Quindi grazie di questa. Io ho anche tradotto, ho fatto una riduzione in piemontese del giornalino di Gian Burrasca, il titolo è il giornalin a Giuanin Tempesta, perché la burrasca in piemontese si traduce con tempesta, è un bellissimo lavoro, quindi l'opera di Vamba anche proposta ai lettori piemontesi, magari i piccoli lettori piemontesi che vogliono cimentarsi, entrare un po' nell'armonia della lingua del nostro Piemonte. Vi leggo un sonetto se ho ancora tempo, il titolo è Diventé sant. Am piageria comì, diventé sant, con al sorriso ed è con fort, con le parole, tant satie et bon sust, santa sapienza e sal. Am piageria comì, come a Francesc, pasie le bestie grame, io muliu, e fe sparì babau e i diau dantesc, tasend sulagi a chi alla troppo sbarù, con la pazienza Giobi fece sant, spantian la goi con un po' di virtù e modestia, ai andaria ben poc, ma blaga e sagna, a fanniei bun but dal mal, ant la bagna, che miser, faus, meschin, pesche una bestia, suvens le l'om, ipocrita, nen sant. Am piageria comì, diventa sant. Molto bella, molto bella. Grazie. Non so, dimmi tu, io... Prosegui senza... Proseguo. Allora, questa l'ho scritta anche poco tempo fa ed è dedicata al mese di novembre. Novembre è un mese che proprio fa a pugni con la poesia e mi sembra però ingiusto perché anche questo mese ha il suo fascino, basta saperlo cogliere. Il titolo è Canzun per November. Jenun cat cantan, trist November freid, jenun cat sögna, arnus November gris. Lu cantu mi, cul tuo paesagi reid, con cula lus da sbies, che fa curnis a una campagna cheta, ant la spetanza azzava drua ed an sul piviu, dar bud nuvis cabutu, ant la speranza che arriverà la prima, dand la briu a nuova vita, tenra, arbiciulua, quanche la fioca a sarà sleivasse, quanche la terra dal maestral batua a sdesvierà dopo il letarg d'inverno, quanche natura straca a le fermasse, a sarà grazie a ti, car meis fraterna. Bella, complimenti anche per questa lettura di novembre della quale abbiamo veramente bisogno. Io credo che la poesia legata ai mesi, legata alle stagioni, assuma una funzione vitale e necessaria sempre più. Poi ci aiuta a vivere anche il momento, no? Meteorologico, gli aspetti positivi e a cogliere anche quelli insospettabili, ma che hanno un fascino celato, nascosto, che ci si diverte ad andare a scoprire, a rivelare. Bene. Se hai ancora una poesia, volentieri, se hai qualcosa da parte. Allora vado a ritroso, sfogliando il mio brogliaccio. Ah sì, questa è anche recente, l'ho scritta il 14 di ottobre. Il titolo è Parole mute. Ilai vardate antiei brillant, rient, Andrin, l'hai vista al feu de l'amour ardent, il ai les yeux labins, qu'ai rend lusent, la goide se content, amour che parla senza di come due giole, varda cotì, anti
Geras che anche mi vei bin, ben pitacà, parluma cui basin, a sarandus parei ciculatin, saran licà, messaggi a nostro amor, saran davlù, come là verranno a fior, saran ricambrudà con sentiment, parole mute che nos cœur assent. Una bellissima lirica questa di Sergio Donna. Anche coloro che non avranno compreso il contenuto avranno però potuto farsi trasportare dalle sonorità della poesia, perché una delle potenzialità della poesia è proprio questa, quella di avvolgerci attraverso i suoni, un po' come si fa di fatto con la musica. Infatti nell'antichità la musica e la poesia erano strettamente unite. La stessa cosa possiamo fare con il piemontese e con le altre lingue regionali. Ringrazio anche Rosita Panetta che è intervenuta, che ci ha dato una mano nel piccolo festival al quale ha partecipato anche Sergio Donna. Rosita per la parte relativa ai bambini, e speriamo il prossimo anno di riprendere anche questo tema della poesia in piemontese. Ma prima di chiudere io vorrei che tu ci spiegasse chi sono i Brandè, perché ne hai parlato qui a Villanova in Piazza Supponito e secondo me è estremamente interessante sapere chi sono. Sì, allora, i Brandè intanto il termine letterale sta a significare gli alari, e già questo ci mette sulla buona strada del significato metaforico di questo termine. Gli alari, o se vogliamo i lari, no? Sono delle antiche divinità della famiglia ai tempi dei Romani, ma sono anche quegli attrezzi di metallo o di ghisa che hanno la funzione di sorreggere il legno che viene messo nel camino. Quindi sono gli alari, sono coloro che tengono viva una fiamma. Quale fiamma? La fiamma della cultura, nel nostro caso della cultura piemontese e della sua lingua. Il movimento dei Brandè è sorto verso la fine degli anni '20, quindi più o meno un poco meno di un secolo fa, per iniziativa di alcuni poeti piemontesi che volevano dare, tra tutti ricordo Pinimpacot, che volevano dare alla poesia piemontese una nuova valenza, anche proprio formale, sganciandosi che talora aveva caratterizzato certi componimenti o certi autori dei secoli precedenti, la cosiddetta poesia birichinoira o quantomeno gianduiesca, carica di ironia ma spesso di circostanza e quindi priva anche proprio di un valore poetico intrinseco. Cioè volevano dare dignità alla lingua piemontese, o meglio alla poesia piemontese attraverso la lingua piemontese, quindi cercando dei registri decisamente più elevati, e direi che appunto le figure a cui hanno aderito, lo stesso Nino Costa ha in parte aderito, insomma, anzi ha aderito decisamente a questo movimento, anche se poi si è in parte staccato anche per motivi che qua non stiamo a ricordare. Nel 1974, quindi facciamo un salto di una cinquantina d'anni, questo movimento si è costituito in è stata redatta una scrittura privata con cui si è costituita formalmente la Compagnia di Brandè, cioè con uno statuto di fronte ad un notaio, nel quale sono stati ribaditi i concetti e le finalità dei fondatori. Quindi continuare su questo cammino di una poesia qualificata nobile, del mantenimento, della difesa della lingua e della cultura piemontese, e quindi
è un movimento che è ancora attuale, ma è anche un movimento morale, se vogliamo, quindi tutti possono essere brandè, anche tu Max sei un brandè dal momento in cui provi interessamento, provi interesse per la letteratura piemontese. Sono un brandè anch'io che scrivo in piemontese. Insomma, è brandè chiunque condivida questo ideale. Spero di essere stato sufficientemente chiaro. Assolutamente sì, tra le tue doti c'è anche quella di saper comunicare con estrema precisione e trasmettere non solo la tua poesia, ma anche dei principi e un vero e proprio insegnamento relativo alla cultura piemontese e in lingua, ma anche alla cultura piemontese in genere. Allora invito prima di tutto tutti gli amici a cercare i libri di Sergio Donna in rete, a seguire le sue iniziative. Io spesso condivido anche dei tuoi articoli, delle tue poesie nel gruppo Villanova d'Asti Cultura e Turismo, e lo faccio spontaneamente proprio perché penso che così integrino il nostro percorso, vadano ad arricchire la nostra ricerca quotidiana di bellezza, di legami con la nostra terra, ma con la vita in genere che anche ci circonda. Quindi ti ringrazio di cuore per questa chiacchierata, per questo tempo passato assieme, e ti chiederei di concludere a questo punto, perché mi sembra la conclusione migliore, con la tua poesia. Va bene, allora volevo fare una precisazione: chi fosse interessato ai libri che escono, diciamo, dall'editing di Monginevro Cultura può contattare Monginevro Cultura. Il suo indirizzo è segreteria@monginevrocultura.net e noi vi daremo tutte le opportunità, vi diremo dove potete trovare questi libri, o direttamente da noi oppure presso qualche selezionatissima libreria. Va bene, vi leggo ancora una poesia, vediamo un po'. Beh, guarda, vi leggo una poesia brevissima che è tratta da una mia raccolta di haiku, haiku che io non chiamo haiku perché chiamo slucid poesia, perché io scrivo, sì, sono haiku, però il mondo degli haiku è molto, come dire, può prestare il fianco, il modo con cui uno scrive un haiku può prestare il fianco a molte critiche, perché ci sono molti modi di scrivere gli haiku. Io rispetto la metrica tradizionale occidentale, italiana o piemontese, perché scrivo haiku solitamente bilingui. E ve ne leggo uno che è stato scritto nel mese di novembre di qualche anno fa, però è attinente perché riguarda un contesto meteorologico che purtroppo in novembre è abbastanza ricorrente. Il titolo è L'erme d'Utugne. Questa volta lo leggo in italiano e in piemontese, anzi in piemontese e in italiano. Lacrime d'autunno. Con l'erme d'acqua catumbu fraide antera al ciel a piura. Lacrime d'acqua cascano in terra fredde, piange anche il cielo. Un bellissimo haiku. Chiudiamo però con un sorriso, non con un pianto. Certo, un bellissimo haiku che rende veramente lo spirito di questa forma poetica, che è quella di rappresentare l'attimo. Io ringrazio di cuore Sergio Donna, invito tutti coloro che si sono collegati, anche che magari saranno da queste parti, a venire alla Fiera di Santa Caterina, che è domani, ecco, a Villanova, che mattino fino al pomeriggio, e che è un momento che mi è particolarmente caro perché era anche l'onomastico di mia nonna, che qui ha vissuto e si chiamava proprio Caterina, quindi ci ritrovavamo anche in un momento di festa in cui mangiavamo il torrone o i dolciumi comprati durante la fiera, e quindi sono felicissimo di aver avuto Sergio Donna qui con me, e le sue poesie in piemontese sarebbero piaciute tantissimo
anche a mia nonna. Io ti mando un abbraccio e ci vediamo presto dal vivo. Grazie di aver accettato questo mio invito e aver passato quest'ora con noi. Grazie a te, Max, per la tua per il tuo garbo, per la tua gentilezza, per insomma il tuo modo, il tuo stile di essere che io ammiro moltissimo e che credo che in tanti ammirino. Chiuderei con un augurio, visto che siamo alla vigilia di Santa Caterina, a tutte le Catline d'Italia. Era bellissimo. Ti ringrazio, Sergio. Ciao, grazie. Buona serata a tutti coloro che erano presenti. Ciao, ciao.